Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale che TVA è solito fare. Oggi il dottor Claudio Miceli, presidente dell'Atifar Federfarma di Agrigento. Vorremmo parlare un po' delle problematiche inerenti alle farmacie, al settore della sanità, la loro presenza nel territorio, la loro funzione. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito compatibilmente con i suoi tanti impegni professionali. Grazie dottore Miceli. Allora, spieghiamo innanzitutto cos'è l'Atifar e cos'è la Federfarma. Allora, occorre innanzitutto fare una distinzione ben precisa tra ordine dei farmacisti e Atifar Federfarma. Sono due organi distinti e separati. L'ordine dei farmacisti è l'ordine, diciamo, l'organo deputato all'etica e al rigore professionale, racchiude tutti i farmacisti, titolari e non, quindi collaboratori, gli informatori medico-scientifici che chiaramente hanno la laurea in farmacia, mentre l'Atifar Federfarma è il sindacato dei titolari, cioè a dire è un organo che serve a stimolare, un organo che allo stesso tempo fa da ponte con il Ministero della Sanità e tutela le farmacie del territorio nazionale. Quindi tutte le problematiche che rientrano nell'ambito delle farmacie, della convenzione che regola, ovviamente regola la distribuzione del farmaco sul territorio nazionale, passano attraverso Federfarma. Quindi gli accordi, le varie convenzioni, lo sviluppo di leggi e quant'altro, mentre l'ordine professionale è proprio quello che tutela il rigore professionale, l'etica professionale, il comportamento secondo i valori della professione di farmacista. Quindi voi in sede di accordi col Ministero su linee guida, su delle direttive facciamo nazionali, parte del tavolo, ecco, facciamo parte per quanto riguarda la distribuzione del farmaco, quindi la farmaceutica territoriale, noi facciamo parte del tavolo. Dottore, ecco, negli anni com'è cambiata l'immagine della farmacia? La farmacia negli anni è cambiata radicalmente. Io, per quello che mi riguarda, sono titolare da quasi 30 anni e nell'arco di 30 anni ho visto un excursus della farmacia che ha stravolto il sistema farmacia. Stiamo parlando che 30 anni fa la farmacia si limitava a distribuire il farmaco, tutto era prescrivibile, tutto era regolarmente dato allora dalla vecchia cassa mutua, come si diceva, e mentre oggi, diciamo, la farmacia ha assunto un ambito, diciamo, commerciale, oltre che chiaramente quello professionale. La farmacia mano a mano sta evolvendo verso un sistema di servizi che ovviamente tutela l'assistito sul territorio, perché è grazie a questi servizi che la farmacia svolge che si hanno come dire, degli screening, una parola. Piccoli inconvenienti che, Sì. che possono succedere. Ok. Stavo dicendo che i servizi che la farmacia mano a mano sta sviluppando, mi riferisco a screening e a quant'altro, che tutelano ancora di più l'assistito e fanno sì che diciamo, l'analisi precoce di un'eventuale patologia possa essere sviluppata quindi a livello territoriale dalla farmacia, ovviamente poi approfondita a livello ospedaliero, a livello specialistico. Quindi dico, è un grosso passo avanti che sta facendo la farmacia, nel senso che l'assistito che ha come interfaccia primaria la farmacia, perché ce l'ha sotto casa, riesce a volte a scoprire delle patologie, vedi il diabete, che magari di cui non è conscio, o l'ipertensione attraverso la misurazione della pressione o elettrocardiogramma addirittura che alcune farmacie fanno e mandano a centri di controllo, senza che lui ovviamente ne aveva conoscenza. Quindi ovviamente nel momento in cui
l'assistito capisce che c'è qualche cosa non va, poi la farmacia chiaramente lo manda allo specialista o addirittura all'ospedale e quindi poi ovviamente approfondisce la sua patologia. Ecco, noi abbiamo anche delle immagini, abbiamo girato anche delle immagini di una farmacia, giusto per fare un sostegno anche alla nostra discussione, quindi che poi la regia ci manderà in onda. Quindi diciamo la farmacia comincia a diventare, anzi negli anni, dico io lo vedo anche personalmente, un punto di riferimento come se fosse un nostro secondo medico di famiglia, insomma, dove quando uno avverte anche un problema, un malessere, già chiede al medico, al farmacista, ma ho questa cosa, come mai? Quindi c'è già un primo trade union, diciamo. Questo sì, il medico è sempre il medico, certo, ovviamente, certo, ci mancherebbe il medico di base e la prima interfaccia dell'assistito. Però a volte succede che il medico, ahimè, magari ha chiuso l'ambulatorio o non è reperibile, perfetto, mentre la farmacia è reperibile 12 ore al giorno tranquillamente oltre i turni. Dico, quindi per le piccole patologie io, per l'esperienza che ho, noto che la gente, non so, per un raffreddore, per un mal d'orecchi, insomma, patologie di piccola entità si rivolge direttamente al farmacista, che ha la possibilità con prodotti da banco di alleviare ovviamente la sintomatologia dell'assistito. Come dicevo, poi ovviamente se c'è un problema più grosso allora va dal medico, chiaramente successivamente. Però dico, a volte devo dire, ahimè, nei periodi festivi di reperibilità del medico ci troviamo anche a dover far fronte a situazioni piuttosto pesanti. L'interfaccia, come dicevo, della farmacia è l'interfaccia che è più prossima all'assistito, nel senso che la farmacia è reperibile in qualsiasi orario e anche di notte. Quindi dico, non voglio sminuire assolutamente la funzione del medico che è preponderante, diciamo, a livello sanitario. Dico, però la farmacia è sempre presente. La difesa della farmacia va fatta proprio in funzione di questo. Considerate che ci sono farmacie che sono in piccoli centri con meno di 1000 abitanti. Questa è la farmacia che va tutelata. Quella farmacia fa le analisi, fa tutto ciò che praticamente l'assistito dovrebbe fare, però facendo magari chilometri e chilometri e possibilmente trovando pronto soccorso intasato e dovendo aspettare parecchio tempo nella sala d'aspetto. Questi io direi, tra virgolette, io li chiamo eroi della sanità, perché tra l'altro hanno una vita sociale ovviamente limitata e quindi si trovano costantemente a contatto con la gente, a contatto con gli assistiti per qualsiasi bisogno. A volte fanno pure i confessori, perché magari c'è qualcuno che è psicolabile e cerca conforto andando al farmacista. No, io mi riferivo, senza nulla, vorrei precisare, ecco, levare alla funzione, al ruolo del medico di famiglia, per l'amor di Dio, però certe volte insomma, è capitato anche personalmente che uno ha un malore, un malessere e magari l'ospedale è lontano, si va magari nella farmacia di turno di notte e si chiede un consiglio, una consulenza al farmacista che prontamente, subito, o ti dà il farmaco o ti dice guarda è meglio andare in ospedale. Ecco, mi riferivo a questa funzione anche sociale del farmacista. La figura del farmacista oggi come oggi si mantiene fortemente aggiornata, devo dire. Noi abbiamo corsi di aggiornamento che sono specialisti anche per determinate patologie, per esempio di recente ne abbiamo fatto uno per la cura del mal di testa, quindi con tutte le varie tipologie di mal di testa, dalla problematica del trigemino a diciamo, il mal di testa quello più semplice e comune, al mal di testa cronico. Quindi l'aggiornamento del farmacista fa sì che per diciamo, patologie di
piccola entità, ma anche patologie, a volte purtroppo si trova di fronte a patologie di grossa evidenza, deve approntare una terapia. Ripeto e sottolineo, perché non mi voglio mettere in contrasto con la classe medica, ovviamente poi l'approfondimento va fatto dal medico, perché è proprio l'attore principale dal punto di vista sanitario. Però vorrei fare un plauso alla figura del farmacista, proprio perché si trova spesso e volentieri, visto e considerato che è costantemente presente sul territorio, a dover far fronte a situazioni magari pesanti. Ecco. Questo è importante. Sì, prego, prego. No, dico questo è importante, dico questo va rimarcato proprio. No, c'è una funzione sociale del farmacista nelle grandi città, nei centri piccoli, insomma. La maggior parte nei centri piccoli, specialmente in zone montane, è difficile da raggiungere. Voi immaginate una situazione patologica in un paesino di montagna, innevato, con difficoltà di spostamento, quindi un assistito, diciamo, che ha dolori forti o che ha problematiche. Quindi, a parte il fatto che la farmacia può benissimo mettersi in contatto anche con i centri di pronto intervento, certo, e quindi, per esempio, giusto per fare una piccola precisazione, noi abbiamo di recente distribuito dei cardio, non mi viene il termine in questo momento, per controllare, diciamo, il battito cardiaco, insomma. Sì, dei cardiofrequenzimetri ad alcune farmacie. Devo dire, li abbiamo per lo più distribuiti in zone montane, in zone difficili da raggiungere, e abbiamo dati in comodato gratuito alle farmacie, completamente in comodato gratuito alle farmacie. Il defibrillatore, la stessa cosa, è stato addirittura donato da alcuni comuni montani, zone impervie, e i comuni addirittura hanno fatto sì che o si creasse una piccola bacheca in una zona chiaramente protetta, o fosse affidato alla farmacia in esterno con delle teche in vetro, in modo tale che la gente nel momento del bisogno potesse usufruire dell'apparecchio. Bene, diciamo, abbiamo dato già una prima ampia traccia di ciò che è la funzione, diciamo, del farmacista e della farmacia nel territorio, una funzione sicuramente di grande importanza. Io vorrei continuare avanti nella nostra scaletta e dire anche le cose che Federfarma ha fatto anche con l'ASP, non solo con l'ASP ma anche con la regione siciliana, ma andiamoci per gradi. Parliamo di questo CUP, famoso CUP che in tanti non sanno che cos'è. Praticamente oggi la farmacia è possibile anche svolgere una funzione di prenotazione, però è meglio che ne parla lei in maniera più specifica. Sì, finalmente ci siamo riusciti dopo un anno e più di battaglie, vicissitudini con l'ASP, anche perché c'è stato un turnover di direttori generali, adesso c'è il commissario, il dottore Venuti. Onore al merito al dottore Ficarra, che praticamente ha firmato il protocollo d'intesa. Io avevo sviluppato questo protocollo più di un anno fa, circa un anno e mezzo fa, e devo dire l'avevo dato anche alla mia collega presidente di Caltanissetta, che aveva trovato un direttore generale che immediatamente aveva colto la palla al balzo e l'aveva messo in atto. Io ho trovato delle resistenze perché praticamente nel protocollo d'intesa è previsto che oltre alla prenotazione della visita, in un futuro, chiaramente quando poi noi andremo a regime, ci sarà la possibilità anche di avere il referto in farmacia stesso, addirittura su supporto magnetico, nel caso di una risonanza o di una radiografia. Certo, quindi è una cosa molto importante. Certo. Purtroppo le risorse non ci sono, perché regolarmente l'ASP cerca di limitare le risorse il più possibile, e quindi
l'abbiamo dovuto fare a carico dell'assistito. Prendendo spunto però dal fatto che, specialmente nei periodi estivi, ci sono lunghe file ai poliambulatori per la prenotazione e quindi gente che sviene, gente che certo, si bisticcia e tutte queste cose di qua, con 3 euro si ha la possibilità di andare nella farmacia sotto casa e prenotare la visita tranquillamente senza problemi. Più in là, appena, ripeto, andremo a regime, ci sarà la possibilità anche di ritirare il referto. Io penso che questa è una cosa di notevole importanza, a parte il fatto che, dicevo, parlando con i colleghi, perché ci si confronta, specialmente quelli del nord, che sono più evoluti, sono più avanti di noi, anche perché la sanità al nord funziona in modo diverso. Se lei va a Bologna, per fare un esempio, può prenotare tranquillamente una visita senza pagare niente, perché il servizio è convenzionato, è integrato nel esatto, costo dell'ASP, esatto, diciamo, cioè, perfetto. Cosa che non è possibile a noi, perché a noi c'è sempre carenza di risorse e quindi purtroppo siamo costretti. Quindi in questo il nord ci batte. Esatto. Il sistema si chiama Arianna, è fatto dalla Dedalus e praticamente utilizza la piattaforma che è di proprietà dell'ASP. Funziona perfettamente. Al momento noi facciamo, diciamo, le programmate, quindi diciamo con un lasso di prenotazione un po' più lungo, successivamente faremo anche le urgenti. Dico però, ripeto, è un passo avanti in più sul discorso di cui facevo prima, cioè il servizio. La farmacia è cambiata, come dicevo, non è più l'erogazione della scatoletta, della semplice scatoletta, adesso c'è questa evoluzione mano a mano verso i servizi. La farmacia deve dare servizi e quindi questo è un servizio in più che finalmente ha Agrigento e provincia, cosa che non aveva. Lo stato attuale, per quello che mi riguarda, in Sicilia abbiamo il CUP ad Agrigento, Caltanissetta e, se non erro, a Trapani, se non erro, però non mi vorrei sbagliare. Abbiamo presentato... Quindi in questo siamo un po' fra i primi. Sì, Dico, devo dire che Agrigento, almeno in una cosa, questa volta è arrivata prima degli altri. Ma è un protocollo che, come Federfarma Sicilia, io faccio parte tra l'altro della giunta di Federfarma Sicilia, come Federfarma Sicilia stiamo cercando di sviluppare a livello regionale. Le problematiche a livello regionale sono più grosse perché se prendiamo una grossa città come Palermo, non c'è un ASP solo a Palermo, ci sono 3 ASP, quindi chiaramente occorrerebbe un sub-CUP che riuscisse a mettere in collegamento le 3 ASP e a sua volta questo poi concentrasse il tutto a livello regionale per lo smistamento. Quindi allo stato attuale le farmacie della provincia di Agrigento possono prenotare nell'ambito provinciale ma non nell'ambito regionale. Perfetto. Dico poi, mano a mano, possiamo parlare anche di altri servizi. No, vorrei un attimo spendere qualche altro minuto su questo servizio, perché allora, uno che deve prenotare una visita specialistica presso, diciamo, l'ospedale o il poliambulatorio, pagando un piccolo obolo, d'altronde se uno con la macchina deve andare al viale, deve pascheggiare, c'è il rischio, diciamo, della multa, ecco, per cui è un servizio che sta nascendo ora, e proprio anche il senso anche di questa informazione è anche questo, cioè invitare la gente che è da poco, diciamo da qualche mese, credo a giugno, se non ricordo male, si è fatta la... Sì, abbiamo firmato il protocollo, però diciamo poi operativamente siamo partiti nel periodo estivo. Ecco, per cui quindi... chiaramente la gente magari ancora non lo sa, per cui di recarsi nelle farmacie. Voi avete degli appositi, diciamo, cartelli, posti? Intanto c'è un'apposita postazione nelle farmacie e ovviamente c'è un cartello, una locandina che noi abbiamo fatto in collaborazione con l'ASP. Sì, c'è anche un piccolo promo che abbiamo realizzato. In collaborazione con l'ASP, e che è dove la gente trova presso tutte le farmacie, ovviamente. Poi all'interno della farmacia, laddove c'è una postazione proprio... Ecco, questa è la locandina che stiamo vedendo. Questa è la locandina. Che, diciamo, segnala un po' il servizio. Sì.
Eccola qua, questa è la locandina. Se la blocchi un attimo, così diciamo diamo un'informazione alla gente che va, diciamo, nelle farmacie, vede questa locandina e quindi... Sì, centro unico prenotazione, è scritto molto chiaro, poi magari chiaro, qualche collega avrà delle indicazioni più specifiche, certo, con cartellonistica, però è questa la locandina proprio che abbiamo ideato così in modo piuttosto simpatico con questo pupazzo, per poter individuare che anche la farmacia la locandina dice: adesso è possibile prenotare in farmacia visite specialistiche ambulatoriali locate dall'ASP di Agrigento. Quindi sì, diciamo un messaggio chiaro. Chi va in farmacia troverà questo corner con questa esatto, con il logo nostro, Atifar, in collaborazione con l'ASP di Agrigento. Dico, stiamo cercando di pubblicizzarlo il più possibile, perché ripeto, magari la gente non capisce subito esatto, però dico, pian pianino io sono convinto che avrà diciamo un ruolo molto importante. Tutto ciò per capire che la farmacia negli anni si è evoluta, e non è più l'erogatore del singolo farmaco, ma ora ci sono anche i servizi. Ecco, in questo quadro informativo sono anche altri gli accordi che avete fatto con l'ASP, oltre che a questo che sicuramente è importante. Quali, dottore Miceli? Io posso parlare degli accordi che ho fatto io sono presidente questo è diciamo il terzo mandato, il primo mandato però era in itinere, e quindi avrò possibilità di fare un altro mandato. Noi non abbiamo un limite di mandati per far sì che ovviamente... Un mandato quanto tempo dura? 3 anni. 3 anni. Quindi, per cui già lei è 9 anni che... No, 8 anni perché il vecchio presidente era dimissionario, quindi diciamo io ero vicepresidente, insomma, non avrò possibilità, se ho i consensi, quindi può un altro anno continuare. Esatto. Però dico, io ho presentato un programma ovviamente all'inizio che è stato svolto abbondantemente tutto. Noi abbiamo fatto in primis un accordo sui pagamenti. Se voi ricordate, ci fu un periodo che le farmacie della provincia di Agrigento erano pagate sempre in ritardo. Ci fu un periodo, non mi ricordo con esattezza quali anni, le farmacie... Ci fu anche un periodo, mi ricordo, in cui voi siete scesi anche in agitazione, insomma, per sollecitare. E da cosa era dovuto questo? Che non è una cosa semplice. Noi siamo scesi diverse volte per i pagamenti, ma poi anche per altre problematiche, però dico, è difficile trovare farmacisti incatenati o farmacisti in bianco. Abbiamo fatto una volta una grossa manifestazione a Montecitorio, però ci hanno messo distanti. Dico, come si è arrivati a sbloccare questa Allora, io ho fatto un accordo, non ricordo male se era il dottore Messina, allora direttore generale, perché ripeto c'è stato un avvicendamento dei direttori e commissari inverosimile ad Agrigento, nel quale l'ASP si impegnava a pagarci entro i termini di pagamento, e qualora ci fosse stato un ritardo doveva pagarci gli interessi pari al valore dell'Euribor più 2 punti percentuali. C'è stato, devo dire, un interessamento allora da parte del direttore generale per far sì che venissero pagati gli insoluti precedenti. Mano a mano ci siamo via via accorrentati, e devo dire che ad oggi siamo perfettamente accorrentati nei pagamenti. Ripeto, noi siamo arrivati a 12 mesi di non pagare, di ritardo, con un aggravio di ovviamente costi voi dovete pagare il prodotto, di costi bancari, perché chiaramente noi per quanto riguarda il farmaco acquistiamo e rivendiamo, quindi dico, dobbiamo pagare i fornitori, chi sono i fornitori? Ahimè, non ci danno i prodotti, quindi dico una cosa naturale. A oggi siamo perfettamente accorrentati, e quindi dico, devo dire, questo è stato anche un ottimo accordo, anche se onestamente devo dire la spesa farmaceutica territoriale è diminuita parecchio.
non dico che è dimezzata rispetto agli anni precedenti, però dico abbiamo un buon 40% in meno rispetto agli anni precedenti. Come mai, siamo dottore, dentro i parametri. Come mai è diminuita così? Che si parla sempre di spesa sanitaria alta, taglio, però lei mi sta dando un dato addirittura del 40%, allora dove sta dal 2007 diciamo, ad il oggi, costo della sanità che aumenta? In cosa consiste? Allora, negli ultimi 10 anni c'è stata una diminuzione del costo del farmaco, perché via via che i brevetti dei brand, cioè delle specialità a marchio, scadevano, ovviamente subentrava il farmaco generico. Ecco, il generico. Il farmaco generico aveva un prezzo notevolmente più basso, quindi il brand per necessità di cose doveva diminuire il prezzo o se non diminuiva il prezzo, l'assistito doveva compensare questa eccedenza rispetto al prezzo di riferimento. Chiaramente la situazione, diciamo, economica della provincia non è che sia granché, e quindi molta gente ha optato per il generico, che devo dire ha un effetto diciamo, pressoché equivalente al brand. Onestamente non posso mettere la mano sul fuoco per quanto riguarda determinate marche generici, però le principali marche di generici, non posso fare il nome perché sono fare pubblicità, ovviamente, ma poi se no si creano delle... Esatto, hanno uno parla di una cosa, di infatti hanno una percentuale di affidamento notevole, non è di fede. Quindi dico, c'è stato questo calmieramento dei prezzi e fa sì che ovviamente a fronte dello stesso numero di prescrizioni, ovviamente il fatturato dell'etico è diminuito. Ma non è stato solo questo. C'è stata poi una serie anche di limitazioni nella prescrizione che hanno fatto sì che il medico limitasse la prescrizione a determinati assistiti. Faccio un esempio. Se uno prende l'inibitore di pompa, che sarebbe diciamo l'omeprazolo, perché ha l'acidità, cioè, e lo piglia a vita, non ha senso, perché tra l'altro prendendolo a lungo termine può creare anche altre problematiche, giusto? Altri problemi. Certo. Ma se prende l'inibitore di pompa perché ha una gastrite eclatante, perché ha un'ulcera gastrica o problematiche di questo genere, ovviamente il medico lo mette soggetto a nota limitativa, previo ovviamente accertamento, fa una gastroscopia, mi spiego. Quindi allora il medico di base, sulla base dell'esito della gastroscopia, capisce che ha una gastrite o un'ulcera e quindi rientra nella nota di pertinenza, nota 1, nota 48, e allora glielo prescrive. Ma da qui a scriverlo così... Insomma, poi c'era anche l'abitudine che una volta, insomma, si faceva la spesa, fra virgolette, uno andava in farmacia, ma era tutto convenzionato, e quindi tu mi scrivissi questa cosa, insomma c'era una certa facilità anche da parte dell'utente nel richiederle. Ora insomma questo invece viene fatto c'è anche una limitazione prescrittiva da parte dei medici dovuto a un eccesso di controllo da parte dell'ASP. Anzi, io voglio spezzare una lancia a favore dei medici che si trovano in situazioni di controllo e possibilmente poi a dover limitare le prescrizioni assistiti che ne hanno bisogno, e chi non va bene, assolutamente. Dico, quindi è come se fossero budgetizzati, diciamo, nell'ambito della prescrizione assistito per assistito, e questo secondo me è un eccesso, perché il medico ovviamente deve curare, quindi deve avere gli strumenti per poter curare la patologia. Però c'era anche la cattiva abitudine del paziente prima nel chiedere eccessivamente, come, ecco, me li conservo per scorta, ecco, c'era questa cattiva abitudine, io vedevo specialmente con le persone anziane che avevano già uno scatolo di quel farmaco e poi ne tenevano un altro di scorta, senza anche capire che poi anche il farmaco scade, quindi bisogna anche buttarlo. A proprio per i farmaci scaduti, che tipo di
Precauzione possiamo dare? Per gli scaduti davanti alle farmacie ecco, ci sono i contenitori appositi e poi i comuni e l'ASP ovviamente hanno delle convenzioni con chi di competenza per la raccolta. Quindi non buttarli, diciamo, no, metterli no, come, perché dico, no. C'è un riutilizzo, possono essere usati, perché, no, gli scaduti difficilmente. Gli scaduti che abbiamo noi in farmacia vengono dati alla SINDE, che è praticamente una società che raccoglie gli scaduti e poi li smista nelle varie aziende. Se c'è la possibilità praticamente di estrarre nuovamente i principi attivi lo fa, alcuni addirittura vanno in distruzione direttamente. Non c'è una convenienza, diciamo? No, noi diciamo, la quota limitata delle farmacie viene proprio ritirata da questa società che poi opera lo smistamento. Solo alcune aziende farmaceutiche hanno questo genere di convenzione. Capito, sì. È un discorso, diciamo, un po' più complicato. Quelli della gente ovviamente ci sono gli appositi contenitori per i farmaci scaduti, allora basta metterli là dentro, poi ovviamente il comune in collaborazione con l'ASP provvede al ritiro e poi alla distruzione di questi prodotti. Purtroppo capita che a volte la gente magari non trova il contenitore davanti alla farmacia e lo butta, butta nella spazzatura. Non dovrebbe accadere, specialmente ora che ad Agrigento mi pare sta partendo la differenziata e quindi a maggior ragione. Un'altra motivazione della diminuzione dei fatturati per quanto riguarda l'etico è dovuta al fatto che anche il medico adesso ha spostato parte della terapia sugli integratori, che ahimè sono a pagamento. Quindi prima, diciamo, l'integratore era meno usato, ora via via esistono integratori che sono perfettamente in linea per poter correggere determinate patologie, problematiche di colesterolo, di trigliceridi, cose di questo genere. Per lo più sono a base naturale, quindi vanno benissimo, non lo so, riso rosso fermentato per il colesterolo, oppure omega 3, olio di pesce cosiddetto che conosciamo tutti per i trigliceridi, e quindi sposta la terapia, però ahimè sono a pagamento, quindi fanno male alla tasca dell'assistito. Questo è un problema. Andare direttamente sul farmaco, proprio tipicamente farmaco, se c'è la possibilità, ovviamente il medico capisce, di correggere quella determinata patologia con l'integratore a base naturale, preferibile piuttosto andare a prendere il farmaco, per dire, nel caso del colesterolo, la simvastatina o cose di questo genere, che a lungo andare, ripeto, provoca problematiche anche a livello epatico e quant'altro. Quindi questa è l'analisi un po' dei costi che sono diminuiti del 40%. Stiamo parlando, per seguire un biologico, degli accordi. Perfetto. L'altro accordo che abbiamo fatto con l'ASP di Agrigento e poi successivamente è stato, io personalmente l'ho sviluppato a livello regionale, infatti poi è stato fatto un accordo regionale, è stato quello dei presidi per diabetici. L'ASP emette delle autorizzazioni che dà agli assistiti ovviamente diabetici che ne hanno bisogno previo piano terapeutico da parte del diabetologo, e quindi ha la possibilità di ritirare gratuitamente, esibendo ovviamente questa autorizzazione presso la farmacia, diciamo, più vicina sotto casa, i presidi per diabetici, completamente gratuiti. Questo rientra in convenzione, non è come il CUP, questo ci viene pagato dall'ASP e rientra anche in un accordo quadro che è stato fatto a livello regionale, e quindi questo è un accordo che poi è valso, diciamo, per tutta la regione siciliana. Rientra, mi rifaccio a un altro accordo, sempre nell'accordo quadro che abbiamo sviluppato a livello regionale, poi si è diramato a livello provinciale, ovviamente l'accordo è la DPC. Che cos'è la DPC? Distribuzione per conto. In precedenza i farmaci a alto costo, antitumorali, diciamo farmaci particolari,
venivano solo e esclusivamente distribuite alle farmacie degli ospedali. Quindi l'assistito che doveva fare una terapia di questo genere non solo aveva la problematica di andare a far fare dallo specialista ospedaliero, dal centro prescrittore il piano terapeutico, poi si doveva recare presso la farmacia dell'ospedale più vicino, fermo restando che l'avesse il farmaco, e ritirare il farmaco. Premetto che le farmacie e gli ospedali non stanno tutta la giornata aperta, bensì dalle 9 di mattina fino all'1:30, 2 a volte. L'orario di ricezione mi pare che era fino a mezzogiorno, quindi c'era sta fila di gente che non solo doveva affrontare, se trovare un ospedale, paese, che insomma un viaggio, è lontano. esatto, per cui arrivare all'ospedale, possibilmente certo, il piano terapeutico non era giusto, tutte queste cose, quindi doveva ritornare indietro, c'era un sacco di problemi. Abbiamo fatto l'accordo, ripeto, a livello regionale, nel quale l'ASP acquista questi farmaci, vengono distribuiti alle farmacie del territorio regionale, ovviamente con una ricetta che il medico di base fa, ricetta rossa però, non la DEM, quella bianca dematerializzata, la ricetta rossa. Ovviamente se poi c'è necessità del piano terapeutico, verrà allegato al farmacista anche il piano terapeutico, e in giornata o l'indomani, se viene la sera, ha la possibilità di avere il farmaco tranquillamente senza nessun problema. Queste chiaramente, dottore Miceli, sono, diciamo, patologie un po' particolari, no? Sì, queste però più sono patologie particolari, sono farmaci a alto costo che ovviamente vanno acquistate all'ASP perché l'ASP ha uno sconto maggiore rispetto alle farmacie del territorio, però non tutti. Per esempio, di recente abbiamo avuto un incontro in assessorato, perché faccio una precisazione. Poco fa dicevo che siamo rientrati come farmaceutica territoriale perfettamente nell'ambito dei parametri. L'ospedaliero no. L'ospedaliero sfora e sfora tantissimo. Perché sfora? Perché ovviamente a volte gli acquisti non sono ben controllati, cioè a dire, avete sentito sicuramente che grosse giacenze di farmaci scaduti presso le farmacie dell'ospedale X, questo di qua, perché evidentemente gli acquisti non sono fatti in modo razionale. E quindi dico, questo fa sì che ci sia spreco. Noi abbiamo fatto una proposta in assessorato dove, per esempio, per quanto riguarda alcuni farmaci, su cui gli ospedali, l'ASP, ha la stessa scontistica del farmacista, quindi della farmacia privata, piuttosto che darli l'ospedale, di acquistare l'ospedale, li acquistiamo noi, li diamo in convenzionato. Facendo dei conti, questa è una proposta che abbiamo fatto all'assessore Gucciardi. Quindi recente, una cosa recente. Sì, recente. E loro risparmierebbero parecchi soldoni. L'osservazione di un dirigente dell'assessorato è stato, dice, ma e se poi sforate voi? Faccio un'altra precisazione. Se sforiamo noi, paghiamo noi e Farmindustria, perché nella DCR, che sarebbe la fattura che noi esibiamo all'ASP per avere i pagamenti, c'è una quota, si chiama payback, che è la quota di restituzione nostra, in parte nostra, in parte da Farmindustria, e quindi al Ministero. E quindi dico, tutto sommato, se paghiamo noi, non pagano loro. Allora, questa potrebbe essere la possibilità per far sì che magari loro non rientrerebbero dentro i parametri, ci mancherebbe altro perché lo sforamento è parecchio, però si avvicinerebbero. Qualora dovessimo sforare noi, pagheremmo con il payback e quindi dico, tutto si riequilibrerebbe. Questo riferimento è stato fatto alle insuline, è stato fatto alle eparine, sono farmacie che costano parecchio.
Ad oggi non è stato recepito, poi abbiamo le elezioni regionali, poi questa è una discussione che continueremo con l'assessore, col nuovo assessore, con l'assessore successivo. Però dico, è difficile far comprendere determinate cose in assessorato, perché purtroppo ci sono i burocrati e sappiamo come ragionano, quindi ragionare con il burocrate ci vuole perseveranza. Colgo la palla in balzo, palla in balzo, sì. ecco, non voglio entrare nel merito della politica, lungi da me, però siamo in campagna elettorale, ecco, come figura istituzionale, come presidente, diciamo, della Federfarm e anche come operatore del settore. Cosa chiederebbe lei al nuovo assessore alla sanità? Quello che ho chiesto sempre, più rispetto per la categoria, perché a volte io so che cosa significa fare anticamera in assessorato. So cosa significa arrivare in assessorato alle 9:30 di mattina e uscire alle 10 di sera. Addirittura, sì. 10 ore? Con discussioni, con tavoli interrotti, Mamma perché mia. l'assessore si doveva spostare in giunta o con ripetizioni di discussione con i vari burocrati dell'assessorato. Intanto più rispetto. E poi più condivisione di intenti, perché ovviamente l'intento della farmacia non si può. Io una volta ho avuto la possibilità di fare un intervento in un caminetto Rotary, nel quale era stato invitato il dottore, allora era il direttore generale dell'assessorato, il dottore San Martano. Persona di grande capacità, sì, sì. Devo dire, sì. onestamente, con il quale era direttore generale, no? Era direttore Perfetto, generale, sì, adesso è passato alle finanze, se non ricordo male. Persona di grande intelligenza, grande capacità, di buone maniere. Abbiamo trovato un feeling, diciamo, di intesa, ci capivamo. E io, è venuto lui, ha fatto un bell'intervento. Mi sono permesso ovviamente di fare una precisazione. Dico, le farmacie della Sicilia non possono essere il bancomat della regione siciliana, proprio il bancomat. Dico, perché ogni volta che la Sicilia ha bisogno di risorse tagliamo le farmacie, tagliamo questi farmaci, mettiamo sta nota limitativa e tutte queste cose qua. Dico, quindi, perché ovviamente ci deve essere la possibilità da parte dei medici in primis, come dicevamo poco fa, e poi le farmacie, poter curare gli assistiti. Dico, il discorso è molto semplice. Quanto costa un giorno di ricovero ospedaliero? Mi pare che sia stato stimato tra 300 e 400 euro. Oh. E allora dico, non è che ci vuole grande intelligenza a capire che bisogna spostare l'assistenza dall'ospedaliero al territorio. Giusto, è giusto. Certo, logico. Nei casi di necessità urgenti, se uno ha bisogno di fare l'intervento va in ospedale, però poi la terapia di mantenimento lo può fare benissimo sul territorio. È una cosa tanto elementare. Anzi, si trova più a suo agio perché a casa. A tal luogo, mi riallaccio a un discorso che stiamo facendo a livello ministeriale, benissimo. La presa in carico, che rientra nel discorso della farmacia dei servizi, che potremmo parlare noi per giornate intere, quindi siamo per sempre me, qua, disponibili, non mi ti piace stanca, perché quindi. La gente magari non sa tutti questi problemi. Ma infatti lo scopo dell'intervista a lei è proprio questo, informare. Ci sono... Magari la gente immagina che voi siete una categoria, una casta, insomma, no, tra virgolette. Non esiste nella maniera più assoluta, anzi, proprio casta non siamo, perché siamo costantemente a contatto con la gente, sia la gente umile, più umile, meno umile, e quindi dico, lei pensi che io ho farmacia a Palma di Montechiaro, dico, quindi dico, vedo gente di tutte le tipologie e a volte faccio pure il confessore, come le dicevo prima, tant'è che mi sono autoconvinto di avere pure la faccia da prete certe volte. Dico, possibilmente. No, perché si crea anche un certo rapporto confidenziale, un rapporto familiare, addirittura familiare. Dicevo, quindi torniamo alla domanda spostare iniziale. l'assistenza sul territorio
E dico, ci sono dei progetti a livello ministeriale, perché rientrando sempre in quel discorso di farmacie e servizi, noi stiamo proponendo, e già ci sono in Lombardia, dei progetti, e già sono in atto per vedere come va anche a livello sperimentale, la presa in carico dell'assistito e quindi come dire, il seguire la terapia dell'assistito anche sul territorio. Questo che cosa necessita? Necessita ovviamente un collegamento ospedale, medico di base, quindi medico di famiglia, farmacia, assistito. Quindi coinvolge diversi attori. Facendo rete si ha la possibilità di seguire la terapia dell'assistito a 360 gradi, evitando gli sprechi, certo, evitando che l'assistito smetta di prendere la terapia e quindi poi ovviamente incorre in una patologia ben più grave e quindi nuovamente incorre il ricovero ospedaliero. Questo è diciamo il futuro. Speriamo che venga presto, almeno speriamo di poterlo vedere noi, però io auspico che ovviamente possa avere un tragitto più breve possibile. E sempre parlando di farmacie e servizi, come dicevo, noi abbiamo sviluppato sempre però a livello nazionale, un progetto sul diabete. Sì, sì, il ministro credo che sì, lo sia addirittura lei la testimonial. È la testimonial, ci sarà uno spot in televisione su tutte le reti nazionali. E stiamo raccogliendo l'adesione delle farmacie, più farmacie possibili sul territorio nazionale, e in collaborazione con un'azienda multinazionale di cui ovviamente non faccio il nome per motivi pubblicitari. E va da sé credo che sia la Roche, lo faccio io. Tanto. La Roche, sì, la Roche è talmente multinazionale che è stata una delle prime, tra l'altro, a seguire attentamente questa evoluzione della diabetologia dal punto di vista strumentario e quindi anche farmaceutico a livello nazionale e internazionale. È un colosso. Quindi ogni farmacia sarà dotata di apparecchietti per l'autoanalisi assistito e poi farà un questionario, un'anamnesi dell'assistito. Si manderanno i dati a un centro ovviamente che li raccoglierà, dopodiché poi ci sarà la possibilità di dire all'assistito con esattezza se è diabetico o non è diabetico, o se praticamente allo stato attuale non è diabetico ma in futuro potrebbe avere la possibilità di diventarlo. E quindi questo l'emoglobina glicata attraverso un rapporto con la farmacia. Sì, questo rientra, adesso facciamo un passo indietro, negli accordi poi che abbiamo fatto a livello provinciale, lo screening corretto, credo tutti hanno ricevuto da 50 anni in su la letterina dell'ASP in cui diceva di andare in farmacia a ritirare il kit per sangue occulto delle feci. Questo l'abbiamo fatto in 2 step. Ma c'è una rispondenza a queste lettere? Perché guardi, abbiamo salvato... Spesso molta gente, insomma... Le posso assicurare che abbiamo avuto il plauso per quanto riguarda la provincia di Agrigento da parte dell'assessorato regionale, perché c'è stata un'adesione quasi dell'80% in provincia di Agrigento. Una cosa incredibile, veramente. Che l'abbiamo fatto più volte, abbiamo fatto in 2 step. E vengono mandati alle persone da che età in poi? 50 anni in poi. Da 50 anni in poi. Poi successivamente l'altro screening si fa a distanza di 2 anni, 2 anni e mezzo, così. Tramite ovviamente il laboratorio di analisi che sempre su piattaforma informatica, quindi, quindi massima trasparenza, privacy, ci sono tutti i presupposti ovviamente. Questo l'abbiamo fatto, devo fare un plauso al dottore Geraci dell'ASP Agrigento, con il quale devo dire si è instaurato un rapporto di collaborazione notevole. Abbiamo salvato
migliaia di vite, devo dire, perché io poi ho parlato con alcuni dei medici che facevano le coloscopie e abbiamo preso, ha avuto un buon risultato, segno che insomma, fare la prevenzione è importante. Abbiamo preso in tempo parecchie situazioni che magari più in là potessero evolvere in situazioni più gravi, quindi con tumori del colon e tutto quello che ne consegue, dico, certo, per questo. certo. Quindi dico, anche gli screening effettuati praticamente dalle farmacie hanno un valore non indifferente e anche questo è un progetto che evolve a livello nazionale, quindi a livello del Ministero, perché la prevenzione innanzitutto può essere un deterrente anche, diciamo, per le patologie. Sia da un punto di vista di salute e da un punto di vista finanziario, perché chiaramente... Sì, nei paesi freddi, diciamo, del nord, questo è un sistema ormai assodato, da noi è arrivato un po' tardi, noi arriviamo sempre tardi. Arriviamo sempre tardi, cioè là gli screening li fanno continuamente e qui, insomma, stiamo cominciando adesso, c'è in programma uno screening per esempio per il carcinoma dell'utero. Ci sono screening praticamente che possono essere fatti eseguendo una piccola manovra come questo del kit delle feci e poi ovviamente distribuiti ai centri che li analizzano per vedere. Certo. Ci vuole l'organizzazione, ma ci vogliono le risorse ovviamente, perché noi non abbiamo beccato niente per lo screening che corre, sì. Abbiamo fatto interamente gratuito. L'ASP ha sviluppato un progetto che è stato ovviamente finanziato, credo che in parte anche dalla Comunità Europea, se non ricordo male, per quello. Però ha avuto un esito notevole. Poi di altri accordi che abbiamo fatto, giusto per togliere le patate bollenti all'ASP, nel momento in cui la ditta che distribuiva le protesi per i colostomizzati, urostomizzati... Se abbiamo due immagini dell'ASP, magari così sì. le facciamo vedere. La ditta praticamente ha avuto un fallimento e quindi l'ASP si è trovata in una situazione di disagio nei riguardi di questi pazienti che utilizzano queste sacche per colostomia, urostomia, cateteri vari e tutte queste cose. Abbiamo fatto un mini accordo che ci dava la possibilità di distribuirle noi e quindi, diciamo, l'assistenza a questi assistiti non è mancata, non c'è stata interruzione dell'assistenza, anzi devo dire che è stata particolarmente apprezzata perché poi quando hanno rifatto la gara e quindi c'è stata poi un'altra ditta aggiudicataria che ha ripreso, perché queste cose vanno in gara, ha ripreso la distribuzione, la gente veniva e dice: ma perché tu non me li dà lei che mi dava quelli che volevo io e mi spiegava magari come io dovevo utilizzarli e tutte queste cose. Dico, purtroppo... Dottor Amici, ecco, mi viene una domanda da porle. E voi fate anche un servizio a domicilio dei farmaci nel caso in cui qualcuno è impossibilitato, magari ecco, non ha chi mandare, è solo, qualche persona anziana, non lo so, c'è anche questa possibilità di servizio che offrite o no? Allora, la possibilità di servizio c'è, ovviamente seguendo delle regole di privacy che sono ben precise, perché per esempio non si può mandare chi che sia dal medico di base per andare a ritirare le ricette per conto di Claudio Miceli, perché ovviamente ci devono essere delle, diciamo, ci sono dei modelli, tra l'altro, che devono essere riempiti, delle deleghe, cioè ci sono delle norme che vanno rispettate. Però nel caso di una persona anziana che magari non ha possibilità... Esistono delle, mi risulta, delle piccole cooperative che svolgono anche funzioni di assistenza agli anziani, e queste di qua ovviamente hanno la possibilità, ovviamente rispettando quelle regole di cui parlavo poco fa, di venire a ritirare i farmaci presso la farmacia. Ovviamente pacchetto chiuso con tutti i criteri, dico, della privacy che necessita. E noi facciamo anche le consegne a domicilio, questo è previsto pure dalla normativa e quindi le facciamo su richiesta, ma c'è addirittura un numero verde che è a livello nazionale
che prevede che previa telefonata ovviamente dell'assistito, dell'anziano che è impossibilitato a muoversi, di mettere in contatto tramite questo call center la farmacia più vicina all'assistito con l'assistito, in modo tale che la farmacia si rende conto delle necessità che ha e di provvedere eventualmente. Dottore, siamo arrivati alla fine di questo nostro spazio, però ecco, vorrei parlare un attimo di questo DDL che riguarda l'entrata del capitale nella farmacia. È una cosa un po', molta gente diciamo non ha le idee chiare. Ecco, se vogliamo gentilmente spiegare cosa vuol dire, cioè se io voglio investire nel capitale della farmacia. Ecco. Sì, oggi come oggi, incredibile ma vero, è cambiato anche questa realtà. A proposito di casta, lei diceva voi siete una casta. No, è quello che un po' pensa la gente. Penso proprio la cosa più eclatante del fatto che noi casta non siamo, perché arrivato a questo punto anche un qualsiasi privato con l'emissione di capitale può rilevare una quota della farmacia, purché ovviamente la farmacia sia diretta da un direttore responsabile di farmacia. E quindi questo DDL a cui noi ci siamo fortemente opposti a livello nazionale, diciamo, è un regalo che abbiamo avuto, regalo tra virgolette, da parte della politica nazionale. Non voglio dire, perché ovviamente Federfarma è un sindacato apartitico. Apolitico non lo definirei, perché in fin dei conti un sindacato fa politica. Certo, quindi però ci sono, devo dire, ci sono state dei partiti che ci hanno preso in grande considerazione, partiti invece hanno accolto le vostre richieste, sì, non c'è niente di male. Diciamo una quota invece, convinta del fatto che noi eravamo casta, ha cercato sempre, dai oggi e dai domani, di asfaltarci. Perfetto, asfaltarci, si usa questo termine ora, cioè di darci delle bottarelle in modo tale che, non capendo che le farmacie fanno parte del sistema sanitario nazionale, perché siamo regolati da una convenzione nazionale, e quindi non siamo un esercizio commerciale. Siamo dei professionisti che però abbiamo un grosso guaio e abbiamo la possibilità di fallire come un esercizio commerciale. Certo. Quindi il rischio commerciale essendo un'azienda privata a tutti gli effetti. Certo. Dico, questo è un po' una stortura, perché lei ha visto mai un professionista, per dire un medico, fallire? No. Un farmacista fallire sì. Cioè una cosa diversa. E oggi fallimenti se ne sentono di tanto in tanto di farmacie, proprio perché i fatturati sono limitati e chi ovviamente non ha modificato la propria farmacia in funzione dell'evoluzione, quindi dei servizi e tutto collegato, chiaramente rimane un po' indietro. E quindi dico quello che è così. E allora dico, c'è stato uno stimolo non indifferente da parte della grande distribuzione. La grande distribuzione, quindi mi riferisco ai vari gruppi, Conad e quant'altro, tutte queste cose, che hanno distribuito volantini pure contro le farmacie, si è accorta che facendo uno studio della grande distribuzione, dei centri commerciali e quant'altro, che loro lavoravano per niente. Dice, come no? Mentre le farmacie, anche se in difficoltà economica, avevano, diciamo, una fetta di mercato notevole con margini di guadagno un po' più alti. Diciamo, è rimasta l'unica risorsa, tra virgolette, commerciale che dà utili in Italia, mentre loro sono accorti che non davano utili. Non davano utili perché, diciamo, lei sa, basta vedere la realtà, i supermercati aprono o chiudono, ci sono supermercati che svendono, supermercati che cercano, non si capisce che operazioni fanno, poi magari leggiamo sui giornali evasione di IVA di non so quanti milioni. Non è il mio settore, però non entro nel merito. Allora questi grossi gruppi hanno stimolato per far sì che già
avevano ovviamente il parafarmaco, quindi le parafarmacie, gli integratori e quant'altro, però non hanno mai avuto il farmaco vero e proprio, cioè il farmaco su prescrizione. Quello La di fascia A, ricetta, mi pare, no? la ricetta. Fascia A? No, sto parlando ancora di fascia C, però fascia su C. prescrizione. Su prescrizione. Non lo so, se lei va in farmacia senza la ricetta per il Tavor, il farmacista Non glielo dà. non glielo dà, Benissimo. o quantomeno non glielo dovrebbe dare, giusto? O anche un semplice Bentelan, perché il Bentelan è, se lei guarda dietro lo scatolino, c'è scritto doping e cortisone. Certo. A me è capitato di essere a Padova e chiedere una confezione di Bentelan e il collega, che non mi conosceva, non me lo voleva dare, manco ammazzato. Certo. Mi sono dovuto presentare, si vende il mio tesserino e dire guarda, io sono fuori, ho necessità, certo, dico certo, vedi, certo. E allora, Certo, su gentile certo, concessione, ho capito, ma dico, solo quindi, perché si dico, quindi trattava- dico, ovviamente Certo. non poteva assolutamente. Allora loro hanno fatto sì che, dice, se non entriamo dalla porta cerchiamo di entrare dalla finestra, e quindi hanno stimolato la creazione di studi DL per far sì che la proprietà della farmacia, che prima era vincolata solo e esclusivamente anche a società ma di farmacisti, potesse essere anche a società di non farmacisti. Quindi se io ho 10 milioni, no, Sì. 10 milioni, dico 10.000 euro e voglio investirli, dico, faccio un'ipotesi, in una società, posso entrare Sì. in una società di capitale. La limitazione che allo stato attuale, ci sono ancora, devo dire, delle discussioni, la limitazione allo stato attuale è stata fatta è che una grossa azienda che intende aprire una, diciamo, farsi carico di una catena di farmacie non possa avere più del 20% della quota totale a livello Questo regionale, nel caso di grossi gruppi. per evitare i monopoli. Nel caso di grossi Però aziende. lei mi insegna che, diciamo, questi grossi gruppi, dico, nel momento in cui poi entrano in un territorio nuovo, quindi quello della farmacia, poi ovviamente creano un sistema di concorrenza notevole. Devo dire che già il sistema di concorrenza a noi l'hanno inserito ai tempi di Storace. Sì. Quando Storace addirittura disse che noi dovevamo fare gli sconti, perché prima non facevamo sconti. Addirittura ci mandava una cartellina dove noi dovevamo segnare giornalmente gli sconti che avevamo fatto alle persone. Incredibile davvero. Oggi come oggi il mercato è libero, Certo, quindi dico io certo. posso scontare qualsiasi Certo, cosa in farmacia. certo, certo. E questo, oltre alla diminuzione dei fatturati, ha creato anche un ulteriore indebolimento delle farmacie, perché ovviamente c'è questo sistema di concorrenza e quindi magari se c'è il collega di Pizzo eccetera, Pizzo Sicilia, Sì. che vende X farmaco a 2 euro, allora il collega cerca di venderlo a 1,90 euro per cercare. Dico, quindi, con l'avvento, ad oggi diciamo è piuttosto limitato questo discorso, perché bene o male c'è un discorso di etica e Sì, lì il sì, discorso sì, dell'ordine sì. dovrebbe Anche controllare anche ecco, questa la correttezza funzione dell'ordine, cioè, certo, rispetto certo. reciproco dal punto di vista professionale. Ma se dovessero entrare gruppi del genere, non lo so, io mi rifaccio a, non so se lei è mai stato in Inghilterra, alle Boots. A Londra sono catene di farmacie che sono le Boots, dove lei entra e trova di tutto, poi in un angolino relegato giù povero farmacista con una piccola Sì. farmacia, ma poi per il resto vendono tutte le Sì, cose, sì, sì, giusto? sì, sì, sì. È un sistema completamente Completamente. diverso, Anche in America mi quelle pare che è inglesi, così. e quelle fanno parte C'è del gruppo Alleanza, sì, gruppo sì, Pessina, sì. il gruppo Alleanza. Va per bene. dire. E quindi dico, che Dio ce la mandi buona, però dico, la nostra forza, io lo dirò fino alla morte, è quella di far sì che la farmacia possa evolvere dal punto di vista professionale, perché è questo che ci deve dare forza e che
che ovviamente questi grossi gruppi, queste grosse catene non potranno mai avere, perché con l'aggiornamento professionale il farmacista riuscirà sempre a essere una persona. Dottore, io le faccio l'ultimissima domanda perché già abbiamo sforato, però ecco, vorrei una domanda che interessa Agrigento. So che sono state autorizzate 3 nuove farmacie, se ci può dare qualche informazione così di prima mano, magari dove sono, così, giusto per chiudere questa nostra intervista. Allora, questo fa parte questo è le 3 nuove farmacie. In provincia di Agrigento ci sono circa 18 nuove farmacie. Questo rientra nell'abbassamento del quorum ai famosi 3.300 abitanti, e quindi per necessità di cose ogni comune ha fatto i conteggi e ha visto che ovviamente necessitava, chi non necessitava, chi addirittura c'ha farmacie in esubero, vedi Cattolica Eraclea, sono 2 farmacie, si è spopolato, però mica gli possono dire. A Agrigento vengono 3 nuove farmacie, una dovrebbe andare a San Michele, una a Cannatello e una a San Vito. Ad oggi esiste l'interpello, cioè a dire esiste una graduatoria dei colleghi che praticamente per titoli hanno partecipato al concorso, e quindi ovviamente mano a mano vanno scorrendo la graduatoria per vedere chi accetta e chi non accetta e quale sede vorrebbe accettare. Siamo nella fase di interpello e preassegnazione, non assegnazione definitiva. Prevedo tempi piuttosto un po' lunghetti, perché ci sono diversi ricorsi al TAR, opposizioni, situazioni diciamo anche a livello regionale, che noi come Federfarma Sicilia abbiamo un po' puntualizzato determinate cose, quindi c'è un primo blocco a livello regionale e poi ci sono vari blocchi a livello provinciale. Dico, che Dio la mandi buona a questi colleghi, perché oggi come oggi per andare in una farmacia comporta un grosso impegno, una spesa non indifferente, e poi bisogna valutare effettivamente se la zona di pertinenza è una zona che può avere uno sviluppo anche dal punto di vista professionale e commerciale. Bene, io ringrazio il dottor Claudio Miceli per aver accettato il nostro invito, compatibilmente anche con i suoi tanti impegni, che tra l'altro insomma il dottor Miceli ha anche diversi incarichi, tra cui anche componente del CDA di Creditfarma, ma il tempo diciamo non c'è stato per parlare anche questo, anzi questo vuole essere un impegno per una trasmissione futura, dove magari vedremo un po' come si è evoluto l'acquisizione di questa nuova offerta del CUP, che è la possibilità diciamo, che ha la gente di prenotarsi per le visite specialistiche presso l'ASP, e anche nelle varie vaste decisioni che prendete diciamo, come Federfarma. La ringraziamo. Ringraziamo i nostri telespettatori. Ricordo sempre che questa trasmissione si può vedere nel nostro canale 92 in tutta la Sicilia e Bassa Calabria. Caricheremo il programma anche nel nostro sito e sul nostro canale di YouTube per chi vuole condividerlo anche fuori Agrigento, in tutto il mondo. Grazie, buonasera, buon fine settimana, grazie dottore Miceli e buon lavoro anche a lei. Grazie a voi.